Siamo di fronte a questa cassetta degli attrezzi, che tra l'altro è un pezzo storico, perché era la cassetta di mio padre quando cambiava da una bottega all'altra, perché appunto, come dicevo prima, c'erano un sacco di realtà artigiane e un sacco di laboratori, di botteghe, perché si faceva tutto a mano praticamente. E quindi i giovani cambiavano spesso bottega da una parte all'altra, ma anche a distanza di 2 chilometri, per dire, no? E ognuno era attrezzato con la sua cassetta degli attrezzi, aveva i suoi attrezzi e tanti se li facevano, su certe pialle qualcosa se le facevano. E niente, questa qua è la cassetta che ha fatto mio padre, rivestita in formica, perché all'epoca era l'unico materiale che era resistente, infatti non era neanche una sbeccatura. E niente, questi qua allora sono delle pialle, qui sono le pialle, queste è una pialla un po' più grande, della Stanley, una vecchia pialla Stanley, questa e questa qui, sono due Stanley vecchissime degli anni 60. Eccole qua, sono due pezzi storici industriali che li usiamo molto spesso ancora adesso. Questa qua è una pialla in legno, questo qua in Veneto si chiama sponda roja, perché appunto qui si mette il dito per fare i bordi praticamente, no? Per le battute, anche per le porte si usavano una volta queste qui. Questa è una seghettina per tagliare l'impiallacciatura che si è fatto mio padre con un vecchio ferro, e ha fatto un'impugnatura per tagliare l'impiallacciatura da fino a 10 decimi. Poi basta, qua ci sono dei martelli di plastica per battere sul legno per non ammaccare, scalpelli, qui ce ne sono degli altri dietro. Qua ci sono tutte le sgorbie, tutta una serie di sgorbie di varie mezzelune, eccole qua. I morsetti, questa qua tutta una fila di morsetti, poi dietro ne ho 4 da 2,5 metri, e questi appunto servono per gli incollaggi, e visto che appunto lavoriamo tanto artigianalmente, per incollare qualcosa, qui appunto si stringe e dopo qua c'è la vera che va a premere, ci si mette il tappo di legno per non ammaccare il legno, e qui ce ne abbiamo una bella serie. Questa pialla qui è una pialla che mi ha regalato un amico, e il legno di leccio, e l'abbiamo praticamente, era tutta lucida, un po' ammaccata, l'ho tirata a legno e gli ho dato una vernice trasparente opaca che mi dà l'effetto naturale. È molto particolare come linea, come forma, e questa qua è stata fatta a mano da qualche falegname, appunto, come dicevo prima che tanti attrezzi di falegname se li facevano, questa è proprio un attrezzo artigianale. Questa qua è una squadra che si è fatto mio padre, il legno per gli angoli, eccola qua, per misurare gli angoli dall'inclinazione, e poi riprendi l'angolo che appunto hai rilevato in qualche muro o qualcosa. Allora, questo è un trave di larice che penso abbia 100 anni, perché mi rivolgo a un magazzino che loro trattano tutto legno di recupero antico, e è stato spazzolato appunto per pulirlo da tutte quante le imperfezioni. Avevo la muffa, avevo il muschio quando l'ho preso, questo tronco qui. E questo andrà poi su un tempio zen a Padova per sorreggere una campana antica giapponese del Medioevo. Ecco, devo sostenerlo poi con delle corde di canapa e una catena antica ruggine che mi sostiene la campana. Qui dovrò fargli delle scanellature larghe 20 cm per far passare la corda, in modo tale di dargli un po' di movimento. Questa è una cucina in noce nazionale che è stata appunto rivisitata e rilaccata. Il cliente inizialmente era per il bianco, di farla bianca, poi era un po' contrasto con il noce delle strutture dei mobili, appunto essendo massiccia, e allora ho fatto 2 campioni con questi prodotti qua dell'Adler, che è una ditta austriaca che uso anche principalmente per il restauro dei serramenti. Questi sono 2 campioni di invecchiamento, perché sta meglio appunto con il noce nazionale. Queste sono le 2 tonalità che avevo proposto di marrone, non si nota tanto, però c'è la differenza.
E poi questo invece è il campione iniziale che avevo fatto, che è un pochino più chiaro, che è quello che ha scelto poi effettivamente. Questo qui adesso sono tutte in patina, la parte interna è già stata fatta, è già stato già dato il trasparente, eccola qui. Questa è la patinatura interna, sì, è parte interna, quindi non si vede poi tantissimo, è stata fatta una patinatura leggera. Invece la parte esterna è questa qua, poi verrà sportata tutta la patina e accompagnata in modo abbastanza uniforme con le altre porte perché non ci sia troppa differenza. Queste sono le sedie anche, che hanno voluto fare anche le sedie, e queste sono ancora in bianco perché è la base, è la laccatura bianca Ural 9010. Questo è uno scuro che avrà anche questo 100 anni perché è di un palazzo storico a Padova, è una porticina di servizio. L'anno scorso gli ho sistemato tutta la facciata interna di scuri, che sono stati fatti degli innesti perché appunto essendo tanto esposti ci sono ancora gli scuri originali e erano abbastanza danneggiati. Questo prendo tanta acqua, adesso qui mi ho fatto una colla strutturale con una colla poliuretanica che è bella resistente e rinforzata con le viti, anche perché marcia anche la parte interna che è questa qua praticamente. Ho fatto un tassello sotto, questa è una tassellatura molto semplice perché riprendeva così anche la cosa iniziale, altrimenti il più delle volte le tassellature vengono fatte col taglio a 45 gradi e è sportato appunto a 45 gradi dal manufatto perché è più resistente appunto per le intemperie e per l'accumulo di acqua. Adesso questo viene grattato tutto con una grana 60, dato un fondo strutturante sempre dell'Adler e una finitura all'acqua a pennello, perché appunto tutti questi scuri qua di questo palazzo sono stati fatti a pennello e noi preferiamo mantenere la storicità del prodotto.